pervenisco, tu pervenisci, eccetera, col suo bravo significato equivalente più o meno a lodare, o se avessi conosciuto la parola, magnificare. E si è lodato Mussolini, questo più o meno capivo, per cui pervenito era tutto unito, Mussolini voleva dire, quindi e si è lodato Mussolini. Ora il problema della segmentazione delle parole e quindi poi di una comprensione che evidentemente non è quella corretta, come vedete non riguarda soltanto i nostri bambini, riguarda tutti noi. Probabilmente se andiamo un po' indietro nella memoria e cerchiamo anche di ricordarci come canticchiavamo determinate canzoni o come imparavamo a memoria alcune poesie, ci renderemo conto all'epoca di avere fatto, tra virgolette, errori di questo genere. L'ultimo esempio che ho qui riportato, ma che ovviamente non leggo, ma è giusto per farvi vedere come il circuito di cui parlavo all'inizio sia qui presente tra noi, è questo. Oggi, presso la lezione di linguistica italiana, ormai abbastanza di norma, da 5-6 anni, forse di più, utilizziamo proprio questo strumento, che è lo strumento dell'autobiografia linguistica, per cercare di avvicinare gli studenti alla riflessione metalinguistica, perché se non cominciamo da noi stessi e non capiamo quali sono tutti i meccanismi che a volte ostacolano l'apprendimento delle lingue, non riusciamo a capire neanche i problemi che possono avere i nostri studenti. E allora questa è una delle tante, ormai sono migliaia, abbiamo anche pubblicato un volume di autobiografie linguistiche dei nostri studenti, cioè sono alcune che sono davvero straordinarie. Che cosa emerge da queste autobiografie? È che ormai, almeno per gli studenti che arrivano da noi, si tratta quasi sempre delle matricole, perché è un'operazione che facciamo fare agli studenti di primo anno, ormai arrivano sempre più studenti italofoni. E voi direte, che fortuna! E io vi dico, da questo lato, cioè laddove facciamo ricerca e invece lavoriamo soprattutto sulle lingue, vi dico, non è affatto una fortuna, perché insieme al dialetto viene buttata via la possibilità di fare riflessione, di fare grammatica contrastiva, di ragionare sulle etimologie. Si perde moltissimo dello spessore e anche la nostra possibilità di lavorare con gli studenti di linguistica italiana. Per linguistica italiana io intendo anche la dialettologia, ovviamente, perché tutti i dialetti sono lingue romanze. Per noi è un minus, non è qualcosa in più, per noi è qualcosa di meno, anche perché molto spesso questa italofonia è un'italofonia abbastanza zoppicante. Quindi non c'è più il dialetto, però non c'è neanche un buon italiano. Ne parleremo, diciamo, nei nostri incontri successivi in maniera diciamo, più approfondita. Era soltanto per dirvi che sul portale troverete non soltanto questo. Provvisoriamente nel sito del provvisoriamente nel sito del centro, che ora vi faremo vedere, troverete sia questo documento, che è soltanto uno dei tanti, ma ciascuno può aggiungere, ogni volta che leggete un libro possibilmente trovate delle riflessioni in questo senso. Poi gli autori siciliani sono ricchissimi, devo dire, ma io penso alla bellissima introduzione di Ignazio Silone a Fontamara, che è un capolavoro di riflessione metalinguistica proprio su lingua e dialetto, lingue egemoni, lingue subalterne. Lì è davvero il problema linguistico emerge in tutta quanta la sua anche gravità sociale. E troverete non soltanto questo, ma troverete anche uno schema di autobiografia. E vi chiedo, visto che non siamo ad un corso in cui si danno i compiti per casa, però provate a pensare anche voi, seguendo quello schema, non seguendolo affatto, facendovi un po' guidare così più che altro alle sollecitazioni, ai vostri percorsi linguistici, perché mi piacerebbe che si partisse da elementi di concretezza. Il primo elemento di concretezza è il docente con tutto quanto il suo mondo, non soltanto quello professionale, tecnico, ma anche con il suo vissuto, che come sappiamo per un docente entra spesso nelle classi. E allora, dato che abbiamo anche noi imparato una lingua, forse anche ricostruire le fasi dell'autobiografia linguistica personale può essere un primo elemento per incamminarsi in questa direzione.